Padre Santo, Dio d'amore, ancora in questo momento, Signore, veniamo alla Tua presenza per i meriti di Gesù Cristo, tuo Figlio. E vogliamo ringraziarti, Padre, vogliamo benedirti per l'onore, il privilegio, Signore, che Tu ci dai ancora in questo momento. E siamo gioiosi, sapendo per certo e sicuro che la Tua presenza è in questo luogo, Padre, noi vogliamo lodarti, adorarti, innalzarti, Signore, perché solo in Te, Signore, c'è la nostra speranza. E ancora in questo momento, Signore, applicamo il sangue di Gesù sulle nostre vite affinché siamo imbiancati e purificati mediante quel sangue che è stato sparso alla croce. E ancora prendiamo l'autorità nel nome di Gesù e leghiamo ogni spirito immondo, ogni principato, ogni potestà sia legato nel nome di Gesù Cristo. E a Te, oh Padre, vogliamo dare tutta la lode e la gloria, che è in Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Alleluia. A Te la gloria, Signore. A Te l'onore, Gesù. Alleluia. Io non temerò, salvezza ho trovato in te. Ciò che è folle per gli altri, per me è libertà, e adesso non mi tratterò. Mi hai
accadrà. Gioia, oh, gioia, mi hai dato gioia al mattino, gioia alla sera, mi fai danzare in ogni stagione, qualsiasi cosa accadrà. Gioia, oh, Gesù io mi arrendo alla tua presenza, danzo solo per te. Mi rendi più forte quando ti lodo, riempimi di te. Non avrò vergogna, io non temerò, salvezza ho trovato in te. So che folle per gli altri, per libertà, che adesso non mi stancherò. Mi hai dato gioia al mattino, gioia alla sera, mi fai danzare in ogni stagione, qualsiasi cosa accadrà. Gioia, oh, mi hai dato gioia al mattino, gioia alla sera, mi fai danzare in ogni stagione, qualsiasi cosa accadrà. Gioia, oh, gioia c'è dentro al mio cuore, gioia c'è dentro al mio cuore, gioia c'è dentro al mio cuore, alleluia. Gioia c'è dentro al mio cuore, gioia c'è dentro al mio cuore, gioia c'è dentro al mio cuore, alleluia. Gioia c'è dentro al mio cuore, gioia c'è dentro al mio cuore, gioia c'è dentro al mio cuore, alleluia. Mi hai dato gioia al mattino, gioia alla sera, mi fai danzare in ogni stagione, qualsiasi cosa accada. Gioia, oh, Gesù è la mia gioia, Gesù è la mia gioia, Gesù è la mia gioia, alleluia, dillo, Gesù è la mia gioia, Gesù è la mia gioia, Gesù è la mia gioia, alleluia. Alleluia. La gioia del Signore è la nostra forza. Amen. È bello celebrare l'Eterno e cantare le lodi al tuo nome, o Altissimo. Proclamare al mattino la tua benignità e la tua fedeltà ogni notte. Sull'arpa a 10 corde e sulla lira con melodia della cedra. Poiché tu mi hai rallegrato con ciò che hai fatto, io grido di gioia per le opere delle tue mani. Quanto sono grandi le tue opere, Eterno, come sono profondi i tuoi pensieri. Signore, ancora in questo momento noi vogliamo gridare di gioia alla tua presenza, perché soltanto in te, Signore, c'è la vera gioia, Signore. E noi siamo grati a te, oh Padre, e a te ancora in questo momento vogliamo dare tutta la lode, alleluia. Innalziamo il Re di gloria, alleluia. Diamogli tutta la lode, la gloria, l'onore, perché a Lui appartiene, amen, alleluia. Io so che mi hai liberato, versando il sangue per me, credo in te, credo in te. Mia forza e mio Redentore, guarito sono perché credo in te, credo in te. Lodo il tuo nome, oh, perché salvasti me, Signore Redentore.
porti il mio cuore. Dove sei tu? Dove sei tu? Io danzo nella tua maestà finché il mio re verrà. Sei il mio Sei il mio Redentore. Dillo. Sei il mio Redentore. Sei il mio Sei il mio Redentore. Sei il mio Redentore. Sei il mio Redentore. Dillo. Sei il mio Redentore. Sei il mio Redentore. Sei il mio Alleluia. Sì, Signore, tu sei il mio Redentore. Tu sei colui che ha fatto i cieli e la terra. Tu sei l'alfa e l'omega, il principio e la fine, Signore. È in te, oh Padre, abbiamo riposto la nostra fiducia e la nostra speranza. E siamo certi e sicuri, Signore, che tu non vieni meno. Come è scritto nella tua parola, chi dimora nel riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente. Io dico all'Eterno, tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio in cui confido. Certo, Egli ti libererà dal laccio dell'uccellatore e dalla peste mortifera. Egli ti coprirà con le sue penne e sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà di scudo e corazza. Tu non temerai lo spavento notturno, né la freccia che vola di giorno, né la peste che vaga nelle tenebre, né lo sterminio che imperversa a mezzodì. 1000 cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma a te non si accosterà. Basta che tu osservi con gli occhi e vedrai la retribuzione degli empi, poiché tu, Chiesa, hai detto: o Eterno, tu sei il mio rifugio e hai fatto dell'Altissimo il tuo riparo. Sì, Signore, tu sei il nostro rifugio e in te, oh Padre, noi, Signore, abbiamo trovato riparo per le nostre vite. E vogliamo ringraziarti per questo, Padre. Lo vogliamo fare attraverso l'adorazione, Signore. Vogliamo aprire i nostri cuori a te, oh Padre, perché sappiamo per certo e sicuro che tu guardi i nostri cuori. E ancora in questa sera, Signore, i nostri cuori sono rivolti a te. E vogliono, Signore, lodarti, adorarti. Ricevi questa adorazione, Signore, perché tu e te appartiene nel nome di Gesù, alleluia. Adoriamo il Signore insieme, amen. Adoriamo la sua presenza. Egli cerca veri adoratori. Sii un adoratore questa sera. Metti da parte ogni cosa, libera la tua mente, libera il tuo cuore e dai la priorità a Gesù, alleluia, questa sera. Alleluia. Meraviglioso sei, Signore. Meravigliosa la tua presenza, Signore. Spirito Santo, muoviti in mezzo a noi, Signore. Sotto le ali con la tua potente
Tu sei la nostra pace. In te abbiamo trovato pace per le nostre vite, Signore. E come diceva questo canto, Padre, portaci in alto nello Spirito, Signore. Signore, facci sperimentare ancora la Tua presenza, la Tua gloria, Signore. Una cosa ho chiesto all'Eterno e quella cerco, di dimorare nella casa dell'Eterno tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza dell'Eterno e ammirare il suo Tempio. Signore, vogliamo ammirare la Tua grandezza ancora in questa sera. Vogliamo sperimentare ancora, Padre, il Tuo amore, Signore. Ti preghiamo, Spirito Santo, passeggia nel nostro mezzo, Signore. Oh, Signore, prendi Tu il controllo di questa riunione, Padre. Possa Tu ancora in questa sera, Signore, sanare, liberare, guarire, battezzare, Signore. E noi ti diamo a Te tutta la gloria, Signore. Ti adoriamo, Gesù, alleluia. Adoriamolo, adoralo, adora la Sua presenza. Egli non ti chiede niente, ti chiede di essere adorato. Alleluia. Sii un adoratore questa sera. Apri il tuo cuore alla Sua presenza. Alleluia. Spirito Santo, tocca. Spirito Santo, tocca. Tocca, Signore, alleluia. Oh, Jesus. Gloria, gloria, gloria a Te, Signore. Gesù è il Signore, alleluia. Gesù è il Signore, alleluia. A Te la gloria, a Te l'onore, basta. Dammi il tuo cuore, Padre, e che cresca in me il carattere di
monte tuo, chi resterà davanti a te? Fa che sia io, fa che io veda la gloria tua. Adoratori, chi salirà sul monte tuo, Davanti a te, fa che sia io, fa che io veda la gloria tua. chi salirà sul monte tuo, chi resterà davanti a te. Dillo, fa che sia io, fa che io veda la gloria tua. Padre, dammi un cuore puro, Padre, dammi un cuore che ricerca il tuo più di tutto. Padre, dammi mani pure, Padre, dammi mani che alzino verso il cielo per adorarti. sì mio Signore, Per adorarti. sì mio Signore, Per adorarti. Per adorarti. Alleluia. Mi veniva in mente quando il profeta Samuele fu inviato da Dio nella casa di Isai per ungere Davide, re di Israele. E la parola dice che Davide aveva un cuore secondo il cuore di Dio. Allora io mi facevo questa domanda: Signore, perché hai scelto me? Perché hai scelto te? Perché siamo qui questa sera? Sicuramente perché Dio ha visto che abbiamo un cuore secondo il cuore di Dio. E Dio vuole usare la mia e la tua vita per la sua gloria. Ma ancora quando, come dice in questo salmo, dice la parola di Dio: oh Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo. Signore, se il nostro cuore ancora in questa sera non è completamente puro, se il nostro cuore ancora in questa sera non è completamente saldo sulla parola di Dio, sulla roccia eterna, ti preghiamo, Spirito Santo, fa un miracolo in noi. Togli dal nostro cuore tutto ciò che non è buono e fa sì che la nostra vita possa essere piantata saldamente sulla roccia eterna. Sì, Signore. Fratello, sorella, se tu senti ancora questo nel tuo cuore questa sera, attraverso ancora questo canto che faremo, chiedilo al Signore, perché lo Spirito Santo è qui ed Egli è qui proprio per operare nelle nostre vite. Egli non è un ospite, Egli è colui che opera. Amen. Spirito Santo, opera nei nostri cuori ancora in questa sera. Alleluia. Adoriamo il Signore insieme. Amen. insegnami le tue vie, Signore, camminerò nella verità. Dammi sapienza e riempi il cuore mio
ciò che non appartiene a te. Purifica il mio cuore, Purifica il mio cuore, abbiano i miei sentieri, ciò che non appartiene a te. Nel tuo purifica il mio cuore, Insegnami le tue vie, Signore, camminerò nella verità. Dammi sapienza e riempi il cuore mio, che avrò timore del tuo nome. Purifica il mio cuore, appiana i miei sentieri, rimuovi da me ciò che non appartiene a te. Purifica il mio cuore, appiana i miei sentieri, rimuovi da me ciò che non appartiene a te. purifica il mio cuore, Purifica il mio cuore, appiana i miei sentieri, ciò che non appartiene a te. Purifica il mio cuore, appiana i miei sentieri, ciò che non appartiene a te. nel tuo amore, purifica Il mio cuore, Purifica, Signore, attraverso il sangue dell'agnello. Purificaci, oh Padre, con la tua santa e meravigliosa parola. Ancora in questa sera, Signore, bramiamo, Signore, ricevere il tuo consiglio. Possa tu parlare alla tua Chiesa ancora in questa sera, Signore. Possano i nostri cuori aprirsi alla tua presenza ancora in questo momento e ricevere, Signore, oh Padre, il messaggio che scende dal cielo. Ma ancora in questo momento, Signore, vogliamo mettere davanti al tuo trono, Signore, queste richieste di preghiera. Vogliamo pregarti, Signore, per Ciro, per guarigione e salvezza. Ancora per tutta la comunità di Casal di Principe, Signore, stendi la tua mano potente, che la tua presenza, che la tua signoria, che la tua maestà possa penetrare in quel luogo, Signore, e possa portare, Signore, a compimento l'opera che hai iniziato. Vogliamo pregarti ancora per Naomi, affinché questa infezione sia spazzata via nel nome di Gesù Cristo, Signore. Proclamiamo e dichiariamo guarigione nel nome di Gesù. E ancora per Gabriele e per Giulia, Signore, ti preghiamo. Porta a compimento l'opera tua, Signore. Riportali nel nostro mezzo, Signore, a lodare, ad innalzare il tuo santo e meraviglioso nome. E ancora, Padre, vogliamo pregarti per Camillo, per Lello, per Andrea, oh Signore. Ti preghiamo, stendi la tua mano, continua ad operare, Signore, affinché la tua gloria si manifesti. E ancora, Padre, non vogliamo dimenticare, Signore, gli ospedali, le carceri, le case famiglie, gli orfanotrofi, gli ospizi, Signore. Oh Re di gloria, Maestà, questi luoghi, Signore, dove c'è tristezza, desolazione, afflizione, che la tua parola, Signore, come ha portato gioia nei nostri cuori, possa portare gioia in quel luogo, Signore. Ti preghiamo, usa i tuoi strumenti, i tuoi canali, affinché la verità della tua parola possa penetrare in quel luogo. E ancora, Signore Dio, mettiamo il prosieguo di questa riunione, oh Padre, nel palmo della tua mano santa. Ti preghiamo, Signore, parla ai nostri cuori. E a te, oh Padre, vogliamo dare tutta la lode e la gloria in Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Alleluia. Gloria a Dio. Amen. Alleluia. Se c'è qualcuno che vuole
testimoniare per la gloria di Dio, lo possiamo fare in questo momento. Amen. Alleluia. Ok, siete affamati della parola di Dio. Allora vogliamo prepararci per l'offerta, vogliamo anche prendere l'offerta. Amen. Alleluia, vogliamo pregare insieme, vogliamo chinare il nostro capo e ringraziare il Signore. Amen. Signore Dio, Padre Santo, ancora in questo momento vogliamo dirti grazie, oh Padre, per questa offerta che noi diamo a te e la diamo con tutto il nostro cuore, Signore. Ti preghiamo di benedire, Padre, la tua Chiesa, il tuo popolo, la tua eredità, Signore. Prenditi cura, oh Padre, di chi ne ha il bisogno. E a te, Signore Dio, ancora in questa sera diamo tutta la lode e la gloria. In Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Alleluia. Alleluia. Vogliamo fare un applauso al Signore, amen. A te la gloria, Signore. Alleluia. Vogliamo ascoltare ciò che Dio ha messo nel cuore del suo servo questa sera. Sicuramente Dio parlerà alle nostre vite, amen. Pace a tutti voi che siete qui presenti e pace a chi ci ascolta da casa. La parola di questa sera è che il Signore vuole camminare con noi, anzi cammina con noi. E quindi vi invito a prendere la parola di Dio in questa sera, un passaggio molto conosciuto che è in Luca 24, i due discepoli sulla via di Emmaus. Quindi Luca capitolo 24 dal versetto 13 fino al 35. Luca 24 dal versetto 13, se abbiamo preso vogliamo levare la spada in alto e vogliamo pregare insieme. Caro Padre, ancora in questa sera veramente con grande gioia e con un cuore allargato ci apprestiamo a meditare la tua meravigliosa parola. Questa parola, Padre, che come sempre, Signore, ci dà sempre acqua viva, Signore, da cui attingere per poterci poi dissetare, papà. Ti ringraziamo, Signore, ti benediciamo e ti chiedo come sempre la guida e l'unzione del tuo Spirito sulla mia vita affinché ogni parola non sia mia ma che scenda dall'alto, Signore, e che tutti insieme come Chiesa, come popolo tuo, noi possiamo mettere in pratica questa parola meravigliosa per essere ancora strumenti nelle tue mani. Ti ringraziamo con tutto il cuore nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen, alleluia. Leggiamo insieme per la gloria di Dio, dice questa parola. In quello stesso giorno due di loro se ne andavano verso un villaggio di nome Emmaus, distante 60 stadi da Gerusalemme, ed essi parlavano tra di loro di tutto quello che era accaduto. Ora avvenne che mentre parlavano e discorrevano insieme, Gesù stesso si accostò e si mise a camminare con loro, ma i loro occhi erano impediti dal riconoscerlo. Egli disse loro: che discorsi sono questi che vi scambiate l'un l'altro cammin facendo e perché siete mesti?
E uno di loro, di nome Cleopa, rispondendo gli disse: sei tu l'unico forestiero in Gerusalemme che non conosce le cose che vi sono accadute in questi giorni? Ed egli disse loro: quali? Ed egli gli dissero: le cose di Gesù Nazareno, che era un profeta potente in opere e parole davanti a Dio e davanti a tutto il popolo, e come i capi dei sacerdoti e i nostri magistrati lo hanno consegnato per essere condannato a morte e l'hanno crocifisso. Or noi speravamo che fosse lui che avrebbe liberato Israele, invece con tutto questo siamo già al terzo giorno da quando sono avvenute queste cose. Ma anche alcune donne tra di noi ci hanno fatto stupire, perché essendo andate di buon mattino al sepolcro e non avendo trovato il suo corpo, sono tornate dicendo di aver avuto una visione di angeli, i quali dicono che egli vive. E alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato le cose come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Allora egli disse loro: o insensati e tardi di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno detto, non doveva il Cristo soffrire tali cose e così entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Come si avvicinavano al villaggio dove erano diretti, egli finse di andare oltre, ma essi lo trattennero dicendo: rimani con noi, perché si fa sera, il giorno è già declinato. Egli dunque entrò per rimanere con loro. E come si trovava a tavola con loro, prese il pane, lo benedisse e dopo averlo spezzato lo distribuì loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli scomparve dai loro occhi. Ed essi si dissero l'un l'altro: non ardeva il nostro cuore dentro di noi mentre egli ci parlava per la via e ci apriva le scritture? In quello stesso momento si alzarono e ritornarono a Gerusalemme, dove trovarono gli 11 e quelli che erano con loro tutti insieme. Costoro dicevano: il Signore è veramente risorto ed è apparso a Simone. Essi allora raccontarono le cose avvenute loro per via e come lo avevano riconosciuto allo spezzar del pane. Fin qui, per il momento, la parola di Dio. In quello stesso giorno inizia questo breve messaggio della parola di Dio. È il giorno della resurrezione, fratelli e sorelle. È il giorno più importante della storia dell'umanità, dove il Signore è morto, ma dice la parola che è anche risorto. Però molti stentano a credere che il Signore sia risorto dai morti. Difatti, dice la parola di questa sera, che in quello stesso giorno, mentre il Signore già era risorto e quindi si era già manifestato a qualcuno, conoscete un po' la parola di Dio, si era manifestato sia a Maria Maddalena, e anche Pietro e Giovanni erano andati al sepolcro e quindi non avevano trovato il Signore. E quindi anche pur ascoltando le testimonianze di discepoli o di donne che facevano parte del loro gruppo, questi uomini non credevano. Questi uomini erano, come posso dire, duri di cuore a comprendere che veramente il Signore era risorto dai morti. E molti oggi stentano ancora, fratelli cari, a credere che Gesù è risorto dai morti. Ma Gesù è risorto dai morti, è vive, fratelli cari, è vive per noi, dice la parola di Dio. Chi non lo sa, diciamo che storicamente accertato, a testimonianza di tanti e tanti fratelli che hanno avuto poi dopo la resurrezione, diciamo, l'incontro con Gesù. Prima con i suoi discepoli più di una volta, non c'era Tommaso, poi c'era anche Tommaso perché era incredulo, poi una volta in riva al mare con i suoi discepoli, con Pietro e gli altri, una volta più di 500 fratelli. Quindi il Signore veramente è risorto, fratelli cari, e molti hanno testimoniato e scritto perché, come Giovanni dirà, quello che era da principio noi lo abbiamo toccato, lo abbiamo visto, abbiamo mangiato insieme, siamo stati insieme, cioè la parola della vita che si era fatta carne. E quindi siamo in questo momento così particolare che, pur ascoltando che Gesù è risorto, questi e due di questi, forse in quel tempo ce n'erano tanti che erano duri di cuore a comprendere, a capire, ma soprattutto ad accettare che Gesù era risorto. E questi due discepoli se ne vanno a casa, fratelli cari, dice la parola, tristi, mesti. Penso che discorrevano tra di loro, i 60 stadi da Gerusalemme a questo piccolo villaggio di Emmaus sono circa 12 chilometri, è un bel cammino. E penso che questi due, proprio cammin facendo, parlano, ma parlano sempre in modo negativo, l'uno all'altro speranzosi
che tutto quello che avevano ascoltato ed erano visti pensavano che fosse lui colui che avrebbe liberato Israele dalla schiavitù dei Romani. E quindi pensate i loro discorsi, tutti tristi, mesti. Penso che ognuno diceva all'altro cose negative, nessuno incoraggiava l'altro a dire aspetta, però è vero, stiamo tornando a casa, è vero che siamo al terzo giorno, però nessuno dei loro, vedete fratelli cari, quando si sta insieme ai fratelli, alle sorelle, e qualcuno è scoraggiato mentre cammina perché effettivamente forse sta attraversando un momento difficile, particolare, io non devo avallare tutto quello che lei mi dice e lui mi dice, io devo incoraggiarlo attraverso la parola di Dio, perché se lei mi dice o lui mi dice sto attraversando un momento difficile, avevo tanta speranza, come in questa sera molti sono venuti qui con tanta speranza nel cuore e forse molti se ne andranno delusi perché forse non riceveranno ciò che si aspettavano. Quindi tornano a casa, è un po' come questi due discepoli che dalla città di Dio, da Gerusalemme, escono tristi, mesti e se ne vanno alla loro casa discorrendo. Ma dice la parola di Dio, fratelli cari, che Dio, il Signore, non rimane mai le persone sole e scoraggiate. Si accosta sempre e cerca sempre di incoraggiarle. Mentre eravamo nell'adorazione, mi veniva nel cuore dal principio della creazione. Diceva guarda un po' Gesù, perché il Signore quando ha fatto l'uomo e la donna, dice la parola di Dio, che Dio scendeva in quel giardino e passeggiava con loro. Significava, fratelli cari, che camminava con loro e parlava, e discuteva, dialogava, aveva comunione. E dico guarda un po' questo peccato che cosa ha combinato, no? Questa donna insieme al marito permettono che questo peccato possa interrompere questa comunione. E poi mi ricordavo di Gesù adesso, questo Signore meraviglioso che non si è risparmiato con nessuno, perché dopo la resurrezione vede lo scoramento dei suoi discepoli, vede lo scoramento di questi due, non solo abbiamo detto adesso perché stiamo parlando di questi due discepoli sulla via di Emmaus, ma abbiamo visto lo scoramento e il pianto di Maria Maddalena lì al sepolcro. Dice io non mi muoverò di qui perché voglio vedere e trovare il corpo del mio Signore. E dice la parola di Dio che pensando che fosse l'ortolano, lei si rivolge a quell'uomo che è Gesù e non lo riconosce, fratelli cari. Come non hanno riconosciuto Pietro e gli altri quando sono andati a pescare. Ma perché io non riconosco Gesù? Riconosco Gesù solo se fa qualcosa di straordinario, un miracolo, un segno. Ma perché avviene tutto questo? Se il Signore non mi dà un segno, non fa un miracolo nella mia vita, io forse sono così tristo e mesto, sono così scoraggiato dal pensare che il Signore è lontano da me. Dice la parola di Dio che mentre discorrevano ed erano tristi, erano pieni di tanti pensieri negativi, Gesù si accosta. Vedete, Gesù si accosta. Gesù si accosta a noi, fratelli cari. A volte quando siamo presi dai nostri pensieri e dalle nostre difficoltà problematiche che cercano di atterrirci, cercano di piegarci, non ti dimenticare mai, Chiesa del Signore, o tu che mi ascolti da casa, che Gesù si accosta a te, è vicino a te e sta lì sempre cercando di darti una parola, cercando di aiutarti e di sostenerti. Gesù non è lontano da noi. Noi pensiamo perché riempiamo il nostro cuore e la nostra mente da tante cose negative, perdendo la speranza. Ma Gesù dice la parola di Dio che si accosta ai discepoli e fa una domanda e dice: ma di che cosa state parlando? Pensate un po', quale delicatezza il Signore è con noi. È delicato, entra cercando di dialogare con questi discepoli e questi cominciano a dire: ma sei proprio tu il forestiero che non sai quello che sono accadute negli ultimi giorni, ciò che è accaduto a Gerusalemme? Era proprio lui. Tutte le cose che erano accadute a Gerusalemme riguardavano Gesù, quel Gesù che era pensato morto ma che era risorto e camminava con loro, fratelli cari, perché Gesù cammina con noi. Nell'Antico Testamento, fratelli cari, c'è stato un uomo, dice la parola di Dio in Genesi, che dopo 65 anni di vita, dice ad un certo punto che camminò con Dio, e questo è Enoch. E poi dice che ha camminato con Dio altri 300 anni. Io riflettevo, 65 prima e 300 anni dopo, 365 anni, 365 giorni, una completezza, una totalità.
Ma alla fine di quella storia meravigliosa, sapete qual è la fine più gloriosa di quella storia? Che mentre su tutti gli altri, voi vedete, c'è Metusala, ci sono gli altri che vivranno ancora di più, ma dice dopo 100 anni, 300, 700, poi morì, poi morì, poi morì. Enoch camminò con Dio, dice la parola, non c'è più quella litania, poi morì. Fu preso, fratelli cari, perché quando si cammina con Dio non c'è più quella morte che incombe, come tutti gli altri, perché c'è una speranza, c'è la vita. Ed Enoch, dice la parola di Dio, che fu portato in cielo, non vide la morte. Perché dice la parola di Dio in Ebrei, leggeremo, perché il Signore si compiacque di quest'uomo. Allora io voglio capire insieme a voi, ma che cosa significa che Gesù cammina con me o io debba camminare con il Signore? Che cosa significa fare una passeggiata così? No, fratelli cari, non significa questo. Leggiamo qualcosa in Ebrei, al capitolo 11, leggeremo il versetto il 5 e il 6 e vediamo un po' che cosa significa camminare con il Signore, o viceversa, che il Signore sicuramente cammina con noi, perché noi siamo presi da tante cose. Il 5 dice: per fede Enoch fu trasferito in cielo perché non vedesse la morte e non fu più trovato perché Dio lo aveva trasferito. Prima infatti di essere portato via, egli ricevette la testimonianza che era piaciuto a Dio. Meraviglioso, fratelli cari. Ricevette la testimonianza che era piaciuto a Dio, cioè una vita di un uomo che era piaciuto a Dio. Si comportava secondo la volontà di Dio, viveva secondo la volontà di Dio. E questo piacque al Signore, dice la parola di Dio. E continuando dice la parola: or senza fede è impossibile piacergli, perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che Egli è il rinumeratore di quelli che lo cercano. Chi si accosta a Dio, chi cammina con Dio, viceversa, dobbiamo avere la certezza, la fiducia che noi abbiamo fede con Lui. Noi camminiamo con fede, non camminiamo così, facendoci una passeggiata tanto per fare una passeggiata. Noi camminiamo col Signore, accostato al Signore per fede, fratelli cari, con fede, avendo la certezza che il mio Dio è vicino a me, a fianco a me, che non mi ha lasciato, non mi ha abbandonato, non mi ha lasciato nei miei problemi, nelle mie difficoltà, nei miei pensieri. Non mi ha lasciato, fratelli cari. La mia fede mi accerta che Gesù sta a fianco a me. Camminiamo insieme, non uno davanti o l'altro dietro o viceversa. Camminiamo a fianco, quasi mano nella mano, braccio a braccio. Anzi, forse tante volte non ce ne accorgiamo nemmeno che il Signore ci prende in braccio o ci mette una mano sulla spalla e ti dice: non temere. Perché stai temendo? Perché ti stai affliggendo? Perché sei triste? Il Signore dice: io sono qui a fianco a te. Forse i tuoi 1000 problemi hanno fatto pensare che io non stia con te, hanno fatto pensare che io non stia camminando con te. Fratelli cari, per fede, dice la parola di Dio, Enoch fu portato in cielo, fu trasferito e interruppe quella litania e morì e morì e morì e non morì. Fu trasferito e non vide la morte. Quello che avverrà, fratelli cari, a noi, se il Signore verrà prima o se ci addormenteremo prima, non più la parola morte, ma la parola vita, perché Gesù attraverso la resurrezione ha sconfitto la morte, fratelli cari. Così dice la parola di Dio, andando più avanti, Noè, fratelli cari. Noè, ma che cosa significa? Noè, un uomo, fratelli cari, che ha costruito un'arca per 100 anni. Pensate un po', le difficoltà che ha dovuto vivere quest'uomo insieme alla sua famiglia contro tutto il popolo. Ma non ha arretrato, fratelli cari. Camminare con Dio significa questo. Avere fede in Dio, di quello che Lui ti ha detto, di quello che Lui ti ha promesso, di quello che Lui vuole fare nella tua vita. Così Noè, fratelli cari. Per 100 anni, pensate un po', le diatribe, le accuse, il giudizio che ha avuto e ha dovuto ricevere da parte dei suoi coetanei, perché dicevano: ma che cosa costruisci? Ma soprattutto, costruisci una barca su un monte?
Ma vedete, la fede di quest'uomo, fratelli cari, imperterrito, continuava a costruire, pur osteggiato dai suoi familiari e dal suo popolo. Questo è fede, fratelli cari. Io penso che anche noi in questo tempo stiamo ricevendo forse giudizio, offese, ma tu vai avanti, non ti scoraggiare. Non badare a tutto quello che ti dicono per farti arretrare. Il Signore in questa sera ti sta dicendo: io sto camminando con te, io non ti ho lasciato. E ritornando alla parola di questa sera, fratelli cari, il Signore fa un qualcosa di particolare, lo vuole fare con me e con te. Perché dice la parola che mentre si accosta e continua a parlare con loro, ma loro erano sempre presi dai loro pensieri. E il Signore dice la parola di Dio, proprio come un buon maestro, quale Egli è. Comincia attraverso la parola di Dio dell'Antico Testamento, da Mosè, dice la parola, gli prende tutti i passaggi biblici che lo riguardavano. Mentre loro avevano in mente solo lo scoramento, che il Signore era morto e quindi non c'era la resurrezione, dice la parola di Dio che il Signore, proprio come un papà, gli parla, gli rivela la parola di Dio dell'Antico Testamento di tutte le cose che le riguardavano. E gli disse, fratelli cari, vi siete dimenticati forse, dice, forse avete preso dalla parola di Dio solo ciò che è buono. E dice il Signore: ma il Cristo doveva soffrire e poi mettersi a risalire alla destra del Padre. Allora, fratelli cari, quello che noi dobbiamo imparare in questo tempo è questo. Noi a volte siamo presi dai nostri problemi, dalle nostre afflizioni, che ci appesantiscono, ci fanno chinare il capo, ci fanno pensare che il Signore sia allontanato da noi, ci fanno pensare che la sua parola non si adempia, che le sue promesse non trovano una piega nella nostra vita. Ma il Signore che cosa fa? Attraverso la sua parola, e quindi dobbiamo ritornare alla parola, fratelli cari, ritornare alla parola. Perché se ci siamo dimenticati di quello che riguarda Gesù e delle sue opere, delle sue promesse, noi dobbiamo ritornare alla parola, in tutto ciò che lo riguardano, e investigare la parola, meditare la parola, leggere la parola. Allora, se io mi dimentico delle promesse che Dio mi ha fatto, è perché mi sono dimenticato della sua parola. E il Signore fa proprio questo con questi due discepoli. Li riporta un po' nell'Antico Testamento e gli spiega passo per passo tutti gli scritti che lo riguardavano. E nemmeno lì, fratelli cari, nemmeno lì il loro cuore si scioglie alla sua presenza, perché sono troppo presi, troppo sgomenti, troppo scoraggiati. Nemmeno lì riescono a capire, a comprendere che chi gli sta rivelando quelle parole meravigliose dell'Antico Testamento che lo riguardavano era Gesù. Non lo riconoscono. Non lo riconoscono, fratelli cari. Vedete il Signore come è paziente con noi. Dice: leggi la mia parola, medita la mia parola, perché è lì che tu troverai risposte, è lì che tu ti ricorderai delle mie promesse, come il Signore indicherà quando parlerà dello Spirito Santo. Vi ricordate? Dice: io me ne andrò, ma vi manderò un altro consolatore che è come me. Egli vi ricorderà tutte le cose che vi ho detto. Bisogna ricordarsi, bisogna leggere e non riempirsi la mente e il cuore di tante cose di questo mondo, ma riempire la mente e il cuore quando arrivano le difficoltà, le problematiche di questa parola, perché in questa parola è che si allarga il cuore, si scioglie il cuore. È in questa parola che il Signore ti parla e ti dice: ma qual è il tuo problema? Qual è la tua difficoltà? Io ti dico di non temere. Io ti dico: vai avanti, non scoraggiarti, perché io sono con te. Sono promesse nella parola di Dio, fratelli cari. Ma perché questi uomini non continuano a prendere coscienza di chi sta camminando insieme a loro? Non ci riescono. Sono troppo scoraggiati. Pur avendo ascoltato che qualcuno gli ha detto che il Signore era risorto, sono troppo scoraggiati, fratelli cari. Allora io voglio leggervi ancora un passaggio che riguarda il primo Giovanni, dal primo capitolo, dal versetto dal 5 al 7, sempre per ciò che riguarda il nostro camminare con il Signore. Or questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui,
e che vi annunziamo, Dio è luce e Lui non vi sono tenebre alcuna. Se diciamo di avere comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione gli uni e con gli altri e il sangue di Gesù Cristo, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di avere comunione con Lui, ma camminiamo nelle tenebre, noi stiamo dicendo una bugia, fratelli cari. In questo tempo, tu con chi stai camminando? Con chi stai condividendo la tua vita, il tuo tempo? Qual è il tuo passeggiare, il tuo camminare? Quali sono i tuoi discorsi, i tuoi dialoghi? Con chi? Sono dialoghi di scoramento. Dice la parola di Dio in questa sera in Giovanni che se noi abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, stiamo mentendo. Come stiamo camminando, fratelli cari? Nella luce, nella verità, nella parola, con fede? O stiamo camminando nelle tenebre e pensiamo di avere comunione con Lui? Dice la parola di questa sera che Egli è luce. E ritornando al passaggio i due discepoli sulla via di Emmaus, dice la parola di Dio che i loro occhi erano accecati, cioè in qualche modo si era spenta la luce. Vi faccio una breve testimonianza sulla luce. Tanti anni fa venne a Scampia, dove servivo il Signore, un uomo grosso, lo portò un fratello, un uomo enorme, un omone un po' come Mario, si chiamava Vittorio, veniva da Marianella. Venne un venerdì, era un venerdì di preghiera, io presiedevo, questo omone si siede nelle sedie lì, ad un certo punto quest'uomo lo vedo che fa dei movimenti strani, al che io dissi, vicino ad alcuni miei fratelli, dissi portate nella stanza, io tra poco vengo, faremo una preghiera per lui. Lo portarono in questa stanza, questo omone. Come entrò in questa stanza, noi avevamo un tavolo enorme, quelli là tondi, con dei piedi enormi di legno. Lui diede un calcio sotto questo tavolo e lo alzò sotto al soffitto. Io entrai, cominciai a pregare. Ad un certo punto lui sbatte per terra. Sapete il nemico che cosa mi dice? Inerente al passaggio di questa sera. Dice: io in quest'uomo ho spento la luce. Ecco perché il Signore ci parla di luce e di tenebre. Se noi non camminiamo nella luce, nella verità, noi stiamo mentendo, dice la parola di Dio. Ma se camminiamo nella luce, dice la parola di Dio che abbiamo comunione gli uni e gli altri e il sangue di Gesù ci lava da ogni peccato. Allora, ritornando alla parola di prima, questi due discepoli, la luce si era spenta nel loro cuore, nei loro occhi. Il Signore dovette riaccenderla, fratelli cari. Accenderla come? Accenderla come, fratelli cari? Attraverso la parola di Dio. Ma non bastò. Perché dice la parola di Dio che mentre il Signore disse e fingeva di andare oltre, camminare oltre, loro erano arrivati a casa, loro lo invitarono. Lo sapeva il Signore, no? Lui finse, dice la parola. Quindi lo invitano a cena. E dice la parola di Dio che mentre stanno cenando, lui spezza il pane e lo distribuisce, proprio come nell'ultima cena. E a questo spezzare del pane si rompe qualcosa nella loro vita, si spezza qualcosa e si riaccende la luce. E riconoscono in quella persona che ha camminato con loro, ha camminato dicendogli e spiegando tutti i passi dell'Antico Testamento che lo riguardavano, quella persona era Gesù, il risorto, era con loro. Era con loro, fratelli cari, ma loro erano troppo accecati. I pensieri o la speranza che avevano perso aveva accecato i loro occhi, il loro cuore si era chiuso. Forse quale speranza? Forse avevano la speranza, fratelli cari, di un Salvatore che non arrivava su un asinello a Gerusalemme e che non moriva sulla croce, ma di un guerriero su un cavallo bianco con la spada, arrivava lì, combatteva i romani e li liberava tutti. Gesù è il Re dei Re, il Signore dei Signori.
ma era venuto ed è venuto a liberarci da qualcosa che era molto più forte e non dalla schiavitù dei Romani, perché quello va e viene, gli imperi andavano e venivano come adesso, ma lui è venuto per liberarci dalla schiavitù del peccato. Allora in questa sera, se tu stai attraversando un momento difficile, stai camminando preso dai tuoi pensieri, preso dalle tue preoccupazioni, preso dalle tue situazioni familiari e non lo so, ma tu cammini facendo, a volte succede, tu cammini, forse parli anche da solo, perché talmente che sei preso, sei presa, e discuti da solo, qualcuno che ti vede dice ma che fai, parli da solo? Dice no, stavo pensando ad alta voce, perché a volte siamo presi da tanti pensieri, da tante preoccupazioni, forse da tante speranze che poi non abbiamo visto esaudire nella nostra vita. E proprio in quel cammino tu vedi, cammini da solo e cominci a parlare da solo. Invece no, tu devi comprendere che in quel cammino, anche nella tua afflizione più profonda, tu devi capire e comprendere per fede che c'è qualcuno al tuo fianco e tu devi dialogare con quel qualcuno che è Gesù, perché egli è risorto. Non sta più su quella croce, non sta più in quella tomba. Lui è risorto e vive, cammina con te perché sa quello che tu stai vivendo in questo tempo. E lui si è accostato, ma tu nemmeno te ne sei accorto o accorta perché eri talmente preso. Non hai avuto quella fiducia di comprendere che Gesù non ti aveva lasciato, come non aveva lasciato i discepoli, non aveva lasciato Maria Maddalena, non aveva lasciato Pietro. Si era fatto vedere, li aveva incoraggiati, li aveva esortati a dire guarda che io sono risorto, io sono con voi, fino alla fine dell'età presente, dirà Marco alla fine del suo Vangelo. Allora in questa sera non scoraggiarti, non dialogare più da te stesso, non piegare il capo e parli da solo, afflitto nei tuoi pensieri, nelle tue preoccupazioni. Da questa parola dobbiamo capire e comprendere, ma soprattutto avere fiducia, fratelli cari, che quando io sono nelle mie preoccupazioni, nei miei pensieri, nei miei affanni di questa vita, io non sono solo. Gesù non mi ha lasciato. C'è Lui che cammina a fianco a me, si è accostato, ma io sono troppo preso. Invece da questa parola io comprendo e non voglio che il Signore poi mi continui come ha fatto con questi due discepoli, pian piano. Perché questa parola, fratelli cari, deve essere al centro della nostra vita. Quando io sono assorto nei miei pensieri, io vado a questa parola e mi ricordo non le cose che mi stanno attanagliando la vita, ma ricordo della parola di Gesù, delle sue promesse. Quando lui arriva vicino ai discepoli più di una volta e dice non temete perché io sono con voi. Quando dice non preoccuparti, anche se tu attraverserai le difficoltà, la valle dell'ombra della morte, io sono con te. Le acque non ti sommergeranno, il fuoco non ti brucerà. Queste sono le promesse di Gesù, fratelli cari. E tu in questo tempo devi comprendere che vicino a te, a fianco, sta proprio a fianco, non sta né dietro né avanti, ma al fianco come un amico fedele. E dice parla con me, dialoga con me. Perché vedete nel giardino dell'Eden dice la parola di Dio che quando Dio scendeva e passeggiava in quel giardino, ma che andava a fare, fratelli cari? Dio è un Dio di relazione, vuole avere comunione, vuole parlare, vuole sentire, vuole ascoltare i tuoi pensieri, i tuoi perché, i tuoi ma. Vuole ascoltare, vuole dialogare, vuole parlare con te. Dio non è un Dio morto sulla croce, Lui è risorto, è vivente, proprio come me e te in questa sera. E Lui cammina al fianco tuo. Siamo noi che non riusciamo più a riconoscere Gesù perché presi dalle nostre situazioni di questa vita e pensiamo che il Signore è distante, è lontano, non si preoccupa di me. No, Lui si preoccupa di me, di te e di quanti hanno confidato in Lui. Allora in questo tempo come stai camminando? Come stai camminando? Dove stai andando soprattutto? Stai uscendo da Gerusalemme e vai ad Emmaus? Inverti il cammino come hanno fatto questi discepoli quando hanno riconosciuto Gesù. Ha detto e che ci facciamo qua? A casa nostra che ci facciamo? Erano a casa loro. No, corriamo, ritorniamo a Gerusalemme, ritorniamo nella casa di Dio, ritorniamo alla presenza di Dio, ritorniamo in mezzo al popolo di Dio. Sono ritornati e si sono rinfrancati gli uni e gli altri, sapete perché? Perché ognuno ha fatto una testimonianza.
Pietro ha detto vicino a Giovanni, e con Giovanni ha detto: noi siamo andati, non c'era il corpo del Signore. Maria Maddalena ha potuto dire: ma io l'ho visto Gesù. Certo, ha detto non trattenermi, no, non toccarmi, non trattenermi, è più giusto, per una ragione. E ognuno, fratelli cari, ha potuto dire: io ho visto Gesù, io ho visto il Signore risorto. E allora, fratelli cari, in questa sera, se tu stai attraversando un momento difficile o stai camminando forse per un sentiero che ti sta facendo, come posso dire, ti sta facendo vivere un po' nella solitudine, perché il nemico, fratelli cari, il gioco del nemico è proprio questo: cercare di portarti fuori dal gregge, farti vivere nella solitudine per cercare di colpirti. Invece no, tu devi ritornare a Gerusalemme, nella casa di Dio, in mezzo al popolo. E quando sei stanco, quando sei afflitto, quando sei con problemi, confida gli uni e gli altri, come diceva Giovanni in questa parola. Gli uni e gli altri. Gli uni e gli altri, il sangue di Gesù ci lava e ci purifica da ogni peccato. Allora quando sei in mezzo al popolo di Dio, confida, apriti, parla, perché noi pregheremo, intercederemo, tu per me, io per te. Questo è il popolo dell'Eterno. Ma soprattutto sapere, fratelli cari, che Gesù è morto, ma è risorto, è vivente. Noi dobbiamo testimoniare a questo mondo di un Gesù che vive, non più appeso alla croce come i cattolici. Signore, benedici questi nostri fratelli, aprigli gli occhi come questi due discepoli sulla via di Emmaus, che Gesù non è più su quella croce, ma che Egli è morto e risorto e vive per me e per te, dice la parola, che intercede per noi. Adesso è alla destra del Padre ed intercede presso il Padre, perché dice: guarda questo mio figlio, questa mia figlia che mi sta cercando, certo ha mille problemi, mille difficoltà, però mi sta cercando, ha fiducia, ha fede. E il Signore scende come in questa sera con la sua parola e ti dice: non siate mesti, non siate tristi, non siate mesti, non siate mesti, popolo del Signore, non siate tristi, perché Gesù è risorto. Siate gioiosi, perché Gesù vive e vive per noi. Allora che cosa mi può preoccupare? Che cosa mi può impensierire? Che cosa mi può far camminare lontano dalla casa del Signore? È qui che io trovo ristoro. È qui che trovo risposta, è qui che il Signore mi consola, è qui che il Signore mi parla, che il Signore mi benedice, che mi libera, che mi guarisce. È a Gerusalemme, nella sua chiesa, fratelli cari. Gesù è in mezzo a noi in questa sera e questo lo crediamo per fede, amen. Ci crediamo che è in mezzo a noi, fratelli cari, amen, alleluia. Ed è qui in questa sera pronto ad operare in verso di noi, pronto ad operare in verso di te che ci ascolti da casa. Perché laddove invocate il nome dell'Eterno, Egli non si fa attendere, dice la parola. E se noi in questa sera lo invocheremo per le mille difficoltà che stiamo vivendo, ma cosa pensate? Che Egli non scende qui, già è qui presente, ma non si accosta a te e ti dice: ma qual è il tuo problema? Qual è la tua preoccupazione? Ma perché sei così triste? Io ti ho dato gioia, ti ho dato pace, ti ho dato vita. Perché sei così triste? Gesù sta camminando con noi e cammina con la sua Chiesa e guida la sua Chiesa. Allora, popolo del Signore, non scoraggiarti, non essere triste. E anche quando sei da solo o da sola, non pensare mai di esserlo. Ma c'è Gesù che sta proprio al tuo fianco. Parlagli. Quando sei da solo o da solo, parlagli. Che qualcuno potrebbe dire: ma con chi parli? E parlo con Gesù. Ma io non vedo nessuno, tu non vedi nessuno, io per fede so che Gesù è al mio fianco. Parlagli, portagli tutti i tuoi pesi e le tue difficoltà. Ma in questa sera, fratelli cari, se è arrivato un momento in cui forse da tante speranze accese nel nostro cuore, e forse questa speranza è venuta un po' meno, il Signore ti dice che in questa sera c'è ancora speranza, ma soprattutto ti dice: riaccendi il tuo cuore. Riaccendi il tuo cuore. Non fare come questi due discepoli. Eravamo così accecati che non abbiamo capito e carpito che il Signore, pur avendoci spiegato la parola, era Gesù che camminava al nostro fianco. Erano talmente presi. Non ardeva il nostro cuore, poi dissero. Io voglio che il mio e il tuo cuore arda, fratelli cari. Io voglio che il mio e il tuo cuore si incendi, fratelli cari.
Io non voglio che il Signore debba venire con un segno per dire: guarda, ma io sono proprio, ma ti vuoi svegliare da questo sogno? Sono io che ti parlo. Riaccendiamo il nostro cuore, fratelli cari, e non ci dimentichiamo che non siamo soli. Allora voglio invitare i miei fratelli della lode, perché voglio che il Signore in questa sera ci visiti e che se c'è un cuore un po' spento, un po' preso da tante situazioni, il Signore vuole riaccendere il tuo cuore, vuole far sì che il tuo cuore arda alla sua presenza proprio come un fuoco, come una fiamma. Riaccendiamo il nostro cuore, la nostra adorazione, la nostra passione per il Signore, fratelli cari. Riaccendiamola. Se forse nel tempo preso da tante cose il nostro cuore non ardeva più, non arda più, io voglio che il mio cuore arda per il Signore, che si infiammi, che si incendi, come in questa sera. Allora vogliamo alzarci in piedi, fratelli cari. Non ardeva il nostro cuore quando Egli ci parlava per via. Ed Egli ci ha parlato in questa sera e ti ha incoraggiato, ha detto: sono proprio io, sono qui, sono qui, sono qui, sono al tuo fianco, sono al tuo fianco, sono qui, cammino con te, mi accosto a te. Te la gloria, papà, ti ringraziamo perché sei buono papà, grazie. Infiamma i nostri cuori in questa sera, papà. Infiammali, Signore, con il tuo spirito, papà, che trabocchino la tua presenza, Padre. Ti prego nel nome di Gesù, Signore. Facci traboccare, Signore. Infiammaci, Signore. Ti prego nel nome di Gesù, Padre. Te tutta la gloria, papà, tutta la gloria, Signore. Tutta la gloria, papà. Tutta la gloria, Signore, perché sei buono, Signore. Grazie. Non riesco più a vedere la via davanti a me, è oscura e piena di dolore. Oh sì, io mi arrendo a te, altro luogo non ho che i tuoi piedi, Signore. Oh sì, perdonami, ho sbagliato ancora verso te, riaccendi una luce, riaccendi il tuo amore, riaccendi il tuo spirito, ricrea tutto nuovo in me, lavami ancora con tuo sangue, Signore, con quel sangue che ancora può lavare il mio cuore. Riaccendi quella luce, oh sì, fa che divampi in me, anche rivampi in me, quel fuoco che brucia tutto ciò che in me non va. Oh, fammi sentire ancora quella pace che solo tu sai donare. Riaccendi una luce, riaccendi il tuo amore, riaccendi il tuo spirito, ricrea tutto nuovo in me, lavami ancora con tuo sangue, Signore, con quel sangue
luce, sì, dillo, fa che rivampi in me quel fuoco che brucia tutto ciò che in me non va. Oh, fammi sentire ancora quella pace che solo tu sai ora. solo tu sai. Riaccendi una luce, riaccendi il tuo amore, riaccendi il tuo spirito, ricrea tutto nuovo in me, lavami ancora col tuo sangue, Signore, con quel sangue che ancora può lavare il mio cuore. Riaccendi quella luce, Accendi una luce, riaccendi il tuo amore, dillo, riaccendi il tuo spirito, ricrea tutto nuovo in me, lavami ancora col tuo sangue, Signore, con quel sangue che ancora può lavare il mio cuore. Riaccendi quella luce, Signore, riaccendi quella luce, Signore, riaccendi quella luce, Signore. O insensati e tardi di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno detto. Noi siamo coloro che credono, papà. Non vogliamo essere insensati. Noi crediamo ed abbiamo fiducia, Signore, in te, Padre. E sappiamo, come tu dicesti a Tommaso, beati coloro che pur non avendomi visto o toccato crederanno. Noi crediamo in te, papà. E crediamo che in questa sera tu sei qui in mezzo al tuo popolo, alla tua Chiesa, ancora per dispensare le tue benedizioni. Perché in questa sera tu hai visto ancora, Signore, il cammino di ognuno di noi, un cammino fatto forse di tanti pensieri, di chi forse ha perso la speranza nella vita, di certe situazioni, di certe cose che non si avverano. Il Signore in questa sera ti dice: io sono la speranza. Dio è la speranza. E la speranza di Dio, fratelli e sorelle, non è la speranza di questo mondo. La speranza di Dio è certezza. Allora in questa sera riaccendi di nuovo questa speranza, riaccendi di nuovo il tuo cuore. Abbi fiducia nel Signore, perché Egli non ti ha lasciato, non ti ha abbandonato. E anche quando pensavi che stavi da solo, preso dalle tue preoccupazioni, dai tuoi problemi, dai tuoi affanni, Egli era vicino a te, Egli era lì ed Egli è lì. E in questa sera è qui a dire: popolo mio, non essere triste, perché io sono in mezzo a voi come il vivente, come colui che vuole operare. Allora lascialo operare in questa sera. Facciamo ancora un canto, perché sento la presenza di Dio forte, ma sento soprattutto che il Signore in questa sera vuole fare un miracolo. Come questi discepoli dovette fare un segno per farli credere, per spezzare qualcosa che era nella loro vita. E io ci credo fermamente, Signore, fai un miracolo in questa sera, perché tu sei l'Iddio dei miracoli, dei segni, dei prodigi. E noi siamo qui, Signore, con un cuore allargato. Manifestati in questa sera, opera papà, opera papà, siamo qui e ti adoriamo papà.
Opera tu in questa sera. Ti sto vicino e tu mi cerchi lontano. Ti do la mano e non riesci a sentire. Vorresti piangere ma non ci riesci. Hai il cuore freddo ma perché? Io sono un Dio che ti perdona. Non andare via dal mio amore. Io ti conosco nel profondo del mio cuore e vedo amore verso me. Amami e stringiti a me. Sono io, Gesù. Che ti sta parlando. Solo in questo luogo, mentre piangi tu per me, e vorrei che tu gioissi, perché sto vicino a te. Ti sto vicino e tu mi cerchi lontano. Ti do la mano e non riesci a sentire. Vorresti piangere ma non ci riesci. Hai il cuore freddo ma perché? Io sono Dio che ti perdona. Non andare via dal mio amore. Io ti conosco nel profondo del tuo cuore e vedo amore verso me. Amami e stringiti a me. Sono io, Gesù. Che ti sta parlando. Solo in questo luogo, mentre piangi tu per me, e vorrei che tu gioissi, perché sto vicino a te. Perché sto vicino a te. Perché sto vicino a te.
Alleluia, Signore. Grazie, papà. Grazie per la tua presenza. Grazie, Gesù. Grazie, papà, perché sei qui con noi, Padre, in questa sera. Ti sentiamo dentro di noi, papà. E sappiamo che in questa sera, Signore, tu hai riacceso, Signore, forse quella luce, quella fiammella che si stava spegnendo, papà, perché è scritto nella tua parola che tu non spegni, Signore, il lucignolo fumante, Signore, né, Signore, spezzi la canna rotta, ma sei venuto in questa sera ancora per risollevare il tuo popolo, perché l'ha visto triste, Signore, l'ha visto camminare per sentieri forse lontani dai tuoi, Padre, ma in questa sera tu ci hai ricordati, Signore, che tu sei venuto a riaccendere il nostro cuore, le speranze, forse svanite della nostra vita, sei venuto a riaccendere, Signore, attraverso la tua parola, perché tu ti sei manifestato a noi in questa sera, Signore, e noi ti diciamo grazie con tutto il cuore, Signore, e ancora vogliamo pregarti, papà, perché ci sono ancora richieste di preghiera che arrivano da casa e noi vogliamo pregare per Maria che chiede preghiera per le figlie. Signore, non sappiamo quale sia il motivo di questa preghiera, ma noi vogliamo pregarti per queste figlie di Maria, che tu le benedica grandemente così. Sabrina chiede preghiera per salvezza e guarigione. E vogliamo continuare, Signore, a pregarti per tutti i nostri fratelli e sorelle che ti stanno chiedendo, Signore, un miracolo, una guarigione, Signore, un figlio, Signore. Ognuno di noi, Signore, è venuto nella tua casa, Signore, con una richiesta nel cuore, sapendo, Signore in Dio, che noi ritorneremo a casa nostra non più tristi o mesti, papà, ma ritorneremo a casa nostra con una speranza viva nel cuore, perché tu sei vivente, Signore, e tu hai ascoltato, Signore. E noi ti ringraziamo con tutto il cuore, papà, e ti chiediamo ancora di accompagnarci alle nostre momentanee dimore e di visitarci anche durante la notte, Padre. Continua a benedirci, perché noi vogliamo continuare, Signore, che il nostro cuore continui, Signore, ad infiammarsi sempre di più, ad ardere per te, per l'opera tua, per l'avanzamento del tuo regno, per le anime perdute. Noi vogliamo che il nostro cuore non si fermi, non si stanchi, papà. Noi vogliamo ardere come un fuoco per te, Signore Dio. E ti ringraziamo per come tu, Signore, ci dai il privilegio, l'opportunità, la grazia di poterti servire, papà. Grazie, mio Signore, e il nostro ringraziamento, papà, come Chiesa, come popolo, Signore, va a te in quell'unico nome che è il nome di Gesù, il tuo figliolo, il benedetto in eterno. Dio ci benedica, pace a tutti.